Buongiornissimo, cari amici dei Giri del Jack. Lo so, ed è tanto che non mi faccio sentire, però ero dell'idea di farlo. Lo so, dovevo pubblicare anche degli altri video, dovevo pubblicare il mio resoconto di Vicenza, dovevo fare un sacco di cose, però purtroppo da quando sono effettivamente tornato, perché sì, sono tornato. Da quando sono tornato sono successe un sacco di cose, sono molto molto più occupato. Tranne adesso che c'è effettivamente l'emergenza coronavirus e cioè, sto lavorando da casa letteralmente. Però ho molto meno tempo a disposizione. Visto che ora siamo tutti a casa e dobbiamo tutti restarci per un bel po', potrei riprendere per farvi compagnia, per farmi compagnia io, per far qualcosa, per raccontare qualcosa. Non lo so, per vivere con voi questa quarantena. Anche perché più che altro, a parte lavorare, e poi la sera cosa faccio? Non ho molto da fare. Se non serie TV o film. Sì, ma Netflix non è infinito. Quindi chiacchiero un po'. E sì, posso fare anche il resoconto di Vicenza, perché sì, ci starebbe. Sarebbe anche sensato farlo più che altro perché sono successe un sacco di cose da allora. Cioè, è successo un sacco di cose. Ho un lavoro vero, cioè, non è che ho un lavoro vero. Adesso lavoro veramente, non sto più facendo il corso di formazione che stavo facendo. Ehm, quindi sì. E poi, più che altro, lo so, ero abituato a farmi dare in faccia di solito, ma adesso non lo sto facendo e verso fine video vi dirò il perché. Anche perché appunto ci sono stati dei cambiamenti ed è una decisione che ho preso appunto perché ho detto tanto, cioè sono a casa per un mese, non devo uscire per un mese, nessuno per un mese mi deve rivedere, quindi posso permettermelo, forse. Però sì, cioè, non preoccupatevi, nulla di drastico, forse. Potrà sembrare strano all'inizio, perché è stato molto strano anche a me, però sì, cioè, ci si abitua a tutto, forse. Ma non so se a questo ci si potrà mai abituare.